Prima di andare a lavorare lei è stata in questo collegio. Che collegio era? All'Istituto Polacco in via Ricatti. A Treviso, città. E di fronte alla finanza c'era l'Istituto Polacco. Ci sarà ancora, immagino. Ma adesso non so se ci sia un collegio, non credo. Ma da chi era gestito sto collegio? Da delle suore, le Orsoline, quelle di Sant'Angela Merici, praticamente non erano vestite da suora, erano laiche. E lì cosa facevate in questo collegio? Scuola? Avete fatto scuola? Non so. Si studiava, si lavorava in sartoria, era sartoria, maglieria, laboratorio di tutto, insomma, c'era anche, si riparavano le tonache dei preti e ti faceva lavorarsi. Quanti anni è stata lì in collegio? 5, dai 10 anni, finita quinta elementare, sono entrata al collegio. E quindi vi davano anche un titolo di studio allora, qualcosa? Sì, chi che riusciva a farlo si andava a scuola all'esterno del collegio. Mi andavo a scuola all'istituto professionale che adesso è praticamente il Duca degli Abruzzi. Prima là c'era l'avviamento professionale. Ah, quindi è un destino proprio? Poi anche sua figlia è andata. Sì, il Duca degli Abruzzi. È anche libero? Sì. E invece a suo tempo lì c'era un istituto professionale, diciamo. L'avviamento professionale, sì, femminile. E dall'altra parte c'era, perché era abbastanza grande, no? E c'era anche una palestra interna che dopo l'hanno tirata via e si andava alla palestra in via Verdi. Ma le materie cos'erano allora? Storia, italiano, matematica, tutto. E poi c'era laboratorio, cucito, ricamo, perché era avviamento professionale di economia domestica. E quindi lei ha un titolo, diciamo, anche un diploma? Ma sì, titoli per modo di dire, praticamente nella terza media. Vabbè, ma insomma, questo le è servito poi sul lavoro, no? Niente? Questa... All'inizio mi ero entrata come impiegata, però preferivo star vicino a mia sorella e allora sono andata in reparto a lavorare. Beh, ma prima di parlare della fabbrica, continuiamo nel collegio. Mi ricordo che non ha avuto un buon ricordo di questo, di come era. Assolutamente no, perché non potevi far niente, non potevi, alle 9 di sera ti buttavano a letto. Una sera mi ricordo che è passata una ragazza che aveva qualche anno più di me, si chiamava Pia, e le ho detto ciao Pia, buonanotte, sogni d'oro, e la maestra, la signorina Rita, mi ricordo, mi è saltata addosso a picchiarmi. Sì, che avevo salutato. E invece bisognava dormire. Ho rotto il silenzio. Dalle 9 fino a che ora c'era il coprifuoco allora? Fino alle 6 del mattino. Alle 6 del mattino alzata, tutti quanti a lavarsi, c'era uno stanzone con tutti i vaschi e quei rubinetti, tutto al freddo, acqua fredda, e ci si lavava là e poi si andava a messa. E colazione? Dopo si faceva colazione, poi si andava a scuola, si faceva il lavoro, quello che c'era da fare. Ah, era proprio come una specie di caserma, insomma. Sì. Non si scherzava, ma lei piccola così, come si è trovata lì il primo anno, a 10 anni? Malissimo perché intanto mi sentivo spaesata. Io ero una bambina piuttosto ribelle, non ero la bambina tranquilla che la mettevi là, mi ha messo in collegio anche per quello, penso mia madre, perché non ce la faceva più. Ah, perché era solo lei in collegio, non sua sorella? No, mia sorella praticamente era quella che ci badava, che aveva 3 anni più di me e quando aveva 8 anni ci faceva da mangiare. Però. Sì. Intanto che la mamma lavorava da Monti. Come no. Però. La sera l'aspettavamo. Ma a un certo punto non ce la faceva più e l'ha messa in collegio. E lì è stata dura, insomma. Sì, è stata dura anche perché una volta sono andata a messa e mi ricordo che sono uscita per ultima dalla chiesa, non so perché.
sono trovata subito la direttrice fuori che mi fa: meno male, chissà che anche il demonio si faccia frate. Come ha detto così mi sono pindata fuori per ultima, sempre per prima. Ma la messa era dentro lì al collegio? Sì, una cesetta, mi va un certo Don Pesce a farci la messa ogni mattina. Pesce cosa aveva il nome? Non so se c'era Luigi Pesce. Mi sembra sì, forse Luigi, era anche una persona istruita, mi sembra stupendo. Molto una degna persona, alto, un Sì, bell'uomo, sì. molto, anche molto timido, Sì. però gentile, carino, sempre pacato. Mentre invece le vostre cape lì all'interno erano tre. Quattro stronze cattive. La capa principale come si chiamava? Arco cane, la signorina, perché si chiamavano signorine. Ah, non suore. Porca miseria, non mi ricordo come si chiamava. C'era la signorina Emma invece che era terribile. Era un carabiniere proprio. Ma quante erano che... Ce n'erano, c'era la signorina Margherita, la Emma, la signorina Bonbon, la chiamavamo Bonbon perché era Bon di cognome. Era una che si addormentava sempre sulla sedia. Almeno quella era buona, spero. Non è che fosse buona, era buona quando dormiva. Signorina Margherita invece che era l'addetta al guardaroba. Mi ricordo che a 10 anni ho avuto lo sviluppo e mi volevano mettere un bustino perché avevo troppo seno, ero scandalosa. Ha avuto sviluppo presto allora? 10 anni e un mese e un giorno. Ricordo che il fratello di questa signorina Emma faceva il fotografo. Quando eravamo a Fietta, andavamo a Fietta, Grespano, De Grappa, Fietta, là ci portavano in vacanza all'estate. E in mezzo a un prato ero seduta per terra, mi ricordo con un maglione giallo col collo alto e una gonna di quelle a ruota libera, larga, che è pepe e sale, e mi ricordo seduta per terra mi hanno fatto questa fotografia. Poi la fotografia è stata consegnata a mia madre dopo che sono uscita dal collegio perché ero scandalosa. Pensa un po'. Una volta che è venuto il vescovo eravamo tutti in piedi sulle varie panchine e il vescovo era davanti, tutte le ragazze dietro a lui, però io che non ero fra le più grandi perché ero una delle più giovani praticamente fra quelle alte, erano all'ultima fila in alto con una davanti che mi copriva perché non si vedesse che ero una tettona. Pensa un po'. Ma quante ragazze eravate dentro lì? Eravamo una settantina. Sì, sì. Ma tutte orfane o... Ma c'era di tutto, figlie dei carcerati, di tutto c'era. Ricordo che c'era la figlia di un certo Giacchetta, che era stato in prigione, che quando è uscito dalla prigione è venuto a trovare la figlia e avevamo paura. E io da là scappavo la sera, andavamo a prenderci il gelato, andavamo a fare il giro per Porta Calvi, facevamo tutto il giro della stazione, così, e lasciavamo la porta aperta appena accostata. E scappavamo, eravamo in due, andavamo a farci il giro e poi si rientrava, per fortuna non ci hanno mai beccate, perché se ci beccavano non so cosa sarebbe successo. E chi era questa amica del cuore allora? Era una ragazza di Fiera, che adesso non mi ricordo perché adesso sono passate tante, non mi ricordo più l'aspetto, però il nome no. Perché Fiera, c'era il detto Fiera, ogni porta una gaera. Ah, è probabile, è probabile. Comunque là c'era un po' di tutto, E invece una volta che sono uscita dal laboratorio, che era in sartoria, ricordo stavo facendo una camicia a righe e avevo bisogno di andare in bagno. E allora sono uscita e c'erano i bagni all'esterno, nel
cortile, c'era una fila di bagni e sono andata, però prima di uscire, visto che c'era la porta aperta della dispensa, e sono andata a pesarmi. In quello è venuta avanti la signorina Caron, mi ha vista e ha detto che ero andata a rubare la frutta. No, ho detto sono venuta a pesarmi, stavo andando in bagno, comunque mi ha chiusa dentro e siccome c'era uno sportello che dalla dispensa dava al refettorio delle signorine praticamente, saltata fuori, sono andata in bagno, mi hanno punita con una settimana di secchiaio. Cioè, Mattino alla sera per tutte le persone a lavare i piatti. Per questa mia... non era corporale, però poteva farlo tutto lei. una settimana a lavar piatti, insomma. Sì, se fosse stata acqua calda e fredda. Però devo rovinare l'anima anche alla signorina addetta alla cucina, perché mi facevo scaldare l'acqua continuamente, perché lavare che il cioto e che era che il cioto e di feralza, non è che ci fossero stati piatti di ceramica, erano ciotolazze brutte di metallo e avevo bisogno anche di acqua calda. Poi c'era la saponina per lavare i piatti, non vedete i detersivi di adesso, e con la cenere per le posate. Saponina com'era? Sì, come soda adesso, ma solo che molto più leggera, quella che serviva per lavare i piatti, turchette, cucchiai, di quei giallognole che erano una volta darle con sabbia per farle diventare lucide. Comunque ho fatto una settimana di lavoro duro. E la cuoca è rimasta contenta? Penso che sia anche una lugera dover accontentarsi, perché più di quello. Ma come mangiare, come vi trovavate? Cosa vi davano? Tanta marmellata, di quella in cubetti dura, no, quella morbida di adesso. Poi, ecco, una cosa che mi piaceva, c'era la farina di latte condensato, quella là sì, era buona, l'unica roba buona. Poi c'era un formaggio giallo, tremendo, e tante zuppe, minestroni, zuppe. E il rosto, il pollo rosto, qualcosa? Mamma mia, Mai? non credo di averlo mai visto. Ed estate andavate in vacanza su a Fietta allora? Fietta, e un certo periodo si è andati al Carmenfrova a Jesolo, al mare Carmenfrova, che era Colonie? e mi ricordo che eravamo là. Quindi hai imparato a nuotare lì, al mare allora? Sì, là c'è stata anche una disgrazia, perché è morta una nostra compagna annegata, sì. Come mai? Sono entrati in acqua, io non c'ero quella volta in acqua, sono entrate e il giorno prima c'era stato un temporale e si sono fermate delle buche e sta ragazza è sprofondata e non è più venuta su. Sì, una bambina 12-13 anni. Invece a Fietta c'era mi sembra ci fosse un collegio dei padri di non so cosa, Sì, là era quei dell'istituto, comunque però noi eravamo in un casolare molto grande, eravamo là, non è che si andasse tutte quante nello stesso tempo, che andava a scaglioni. Ma è casa in tutti questi 5 anni, andava a casa o no? Qualche volta, non sempre. A Natale andava a casa almeno? Sì, Natale, Pasqua. Ed estate un mese aveva fatto a casa? No, perché non è che d'estate mia madre non lavorasse o cosa, lavorava comunque, non